Oggi, 5 giugno, l'Arma dei Carabinieri festeggia l'anniversario della propria fondazione. 210 anni di presenza sul territorio italiano, dalle grandi metropoli ai più piccoli paesi. Si dice che proprio nei piccoli centri esistono tre figure che hanno un ruolo preminente: il sindaco, il farmacista e il maresciallo dei Carabinieri. L'arma della gente, come è stata definita recentemente dall'ex comandante provinciale di Agrigento Vittorio Stingo. La festa dei Carabinieri ogni anno rappresenta un momento carico di emozioni ed è l'emozione che sicuramente si ripeterà oggi nella Valle dei Templi. Nella sfilata del 2 giugno ai Fori Imperiali sono stati proprio i Carabinieri ad attirare l'attenzione del pubblico e gli applausi delle persone per bene. Sono stati applausi sinceri nei confronti di uomini e donne, sempre in prima fila, fedeli nei secoli, con il motto che li distingue: obbedir tacendo e tacendo morir.